Secondo ospite di 7 in punto per questo mercoledì 26 febbraio. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare uno chef veneziano che andiamo subito a presentare. Si tratta di Massimo Livan. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Massimo Livan lavora in una splendida struttura ricettiva di Venezia, alla Salute, per cui insomma siamo praticamente nel cuore del capoluogo lagunare. Massimo Livan, tra l'altro, è giovane, anche se l'interessato sostiene il contrario, ma comunque ha già un'esperienza importante nel suo lavoro. Massimo, cominciamo con la domanda dell'ABC. Come è nata la passione per mettersi non solo ai fornelli, per diventare quello che è diventato? Beh, la passione parte tutta comunque fin da piccoli, perché secondo me diventare cuochi, bravi cuochi, nasce veramente in tenera età, vedere comunque la mamma, la nonna che cominciano a fare le prime trasformazioni della materia prima e poi diventa proprio un piatto, anche se si vede un tipo di cucina molto povera o molto semplice, non a livelli magari di adesso da ristorante. Però mi piace perché il nostro ospite ha usato la parola cuoco, perché noi lo abbiamo titolato chef giustamente, però si parte da quello che è l'essenza della cucina, cioè la persona che è addetta ai fornelli, che poi arriva a determinati livelli, i livelli a cui è arrivato Massimo Livan. E parleremo anche di questo suo percorso di crescita molto importante, perché Massimo ha vinto un premio assolutamente prestigioso. Chiediamo al diretto interessato di parlarcene. Che premio è? Beh, la perla del 2013 di Salotti del Gusto, fatta a Milano a gennaio. Devo dire che Salotti del Gusto ormai è la terza edizione che io partecipo, ho fatto Capri, ho fatto San Cassiano, ed è un riconoscimento dato per comunque l'innovazione e la tradizione della mia terra, essendo comunque, e ci tengo a dirlo, l'unico veneziano come chef negli alberghi, e questo io ci tengo molto alla mia tradizione in maniera rivisitata e innovativa, dove viene studiato comunque, c'è uno studio da parte nostra, perché io parlo sempre in nostra come squadra, mai in prima persona perché siamo un team, e abbiamo questo studio di aver portato un tipo di cucina veneziana rivisitata, molto wellness, molto light. Beh, ma questo è bello perché insomma c'è poco da fare. Vai in una città come appunto Venezia, cominci a trovare persone che non sono di Venezia, che addirittura non sono italiane, insomma avete la possibilità a Venezia, in questa splendida struttura della Salute, di trovare un cuoco veneziano. Ma l'unico? L'unico, sugli alberghi ovviamente. Sì, parliamo di struttura. Perché i ristoranti no, poi. Sì, chiaro. Però sugli alberghi di categoria l'unico. Bellissimo. Lo chef, il cuoco, potremmo quasi definirlo, lei stesso lo ha sottolineato, una specie di direttore d'orchestra, perché c'è un team che comunque va gestito, coordinato. Io vedrei più un coach che non un direttore. Un coach. Perché, ripeto, l'importante sul nostro lavoro è comunque la squadra. Senza la squadra un direttore comunque non conta poco. Mentre la squadra fa la differenza, perché anche, come dice lei, l'orchestra comunque è ben diretta, perché ci sono tutti i singoli elementi che funzionano con l'organizzazione, con le varie... i vari input. Sì, i vari input, sì, che vengono ovviamente, poi sta anche appunto nel coach, sì. Saper cogliere magari quelli che possono essere i limiti dell'uno e dell'altro, gli errori. Le capita di arrabbiarsi qualche volta? Capita sì, però diciamo è abbastanza, io lavoro con le stesse persone, abbiamo aperto l'albergo ormai da 5 anni, dunque ho la squadra che è con me dall'apertura. Rodata, insomma. Sì, poi ci conosciamo già da un bel po', anche oltre al Centurion Palace. Però c'è proprio questa voglia di mettersi in gioco, la voglia di crescere, nonostante io penso sempre, da un punto di riferimento per me e i miei ragazzi, che nel nostro lavoro non si arriva mai e si impara sempre da tutti. L'umiltà secondo me è la cosa fondamentale sul nostro lavoro. Chi dice che è arrivato secondo me è già finito.
No, sta parlando una persona, badate bene, che insomma, si può fregiare di riconoscimenti importanti, perché vogliamo ricordarli, Massimo, quali sono anche le altre realtà, per esempio editoriali, delle guide che vi hanno riconosciuto, insomma, delle cose importanti. Beh, quest'anno abbiamo preso 2 bei riconoscimenti in più, che sono felicissimo di poter condividere con voi, le 2 forchette del Gambero Rosso e l'entrata di Identità Golose, sulla guida di Identità Golose, più ormai da un po' di anni sulla guida della Michelin. E questo per me è grande gioia, soddisfazione su un lavoro che per me è veramente è la vita, la passione è la mia vita. Parliamo di una struttura di un certo livello, perché appunto parliamo di un albergo multistellato, parliamo ovviamente di un ristorante, quello in cui lavora Massimo, che ovviamente deve mantenere un certo livello, per cui crediamo che sia, come dire, un lavoro che impone una tensione creativa ma anche di risultati importanti, insomma, sì, non facile da sostenere. Ma sa, l'esperienza comunque sono sì, quello aiuta. 22 anni che io ho cominciato la mia carriera, aiuta a capire comunque le esigenze del cliente, cosa vogliono, con dei standard che noi abbiamo interni, per i 5 stelle lusso abbiamo dei standard ben precisi, dunque abbiamo già un percorso segnato, poi da là c'è la creatività e comunque la voglia di giocare. Per noi la cucina è un gioco legato alla passione, legato comunque al sapere. E anche comunque il gioco sta perché si provano delle cose, si fanno degli esperimenti, a volte riescono, a volte no, a volte hanno più successo, a volte no, però le dico, la cosa sempre bella è che ci si diverte, nonostante è un lavoro molto, molto duro, perché praticamente si va la mattina presto e si finisce la sera tardi senza interruzioni. Dunque è una grande passione che ci toglie veramente tutto il tempo per la famiglia, per gli hobby, per tante altre cose. E dunque le dico, è proprio la nostra passione è questa, la nostra vita è, ripeto, il cuoco se non ha questo amore per gli ingredienti, per il creare, per trasformare le cose, difficilmente dura su una cucina, al di là di comunque il lavoro massacrante, tutte le feste purtroppo siamo sempre dentro e comunque, però le dico, c'è la soddisfazione poi al di là delle guide, comunque noi partiamo sempre con il cliente, la prima soddisfazione sono i nostri clienti e aver già questa soddisfazione da parte del cliente per noi è già linfa vitale per proseguire a migliorarsi sempre. E in questo periodo carnevalesco immaginiamo che ci sia un grande movimento. Ma perché Carnevale Venezia sarebbe da scappare, sì, detta tra me e lei, sì. Perché domenica abbiamo toccato quasi 130.000 presenze. Mamma mia, sì. E le dico, per noi che ci abitiamo è un po' scomoda la cosa, però diciamo, essendo una città di turismo, sicuramente ne traiamo vantaggio con i turisti praticamente. Sì. Certo, questo è un periodo, insomma, forse non classificabile, perché la ressa che c'è aiutata anche dal bel tempo che c'è stato nell'ultimo fine settimana. Per fortuna. Fortunatamente, perché si comincia anche a piovere, ricordiamo dei carnevali con la pioggia che non sono stati proprio il massimo. Insomma, da quello che lei ci ha raccontato è un mestiere che è faticosissimo anche da un punto di vista fisico, però ne parliamo fra poco, perché ci concediamo una pausa per alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi per la parte conclusiva della nostra trasmissione in compagnia di Massimo Livan, chef rigorosamente doc veneziano. A tra poco.
Ben ritrovate e ben ritrovati, avete visto sopra le nostre teste campeggia il titolo Arte Sopraffina, che è quella di Massimo Livan, che è uno chef, cuoco veneziano che lavora a Venezia in un ristorante di una prestigiosa struttura ricettiva, un albergo a 5 stelle lusso alla salute. Siamo dunque, come dicevamo, nel cuore della città lagunare. A Massimo abbiamo rivolto delle domande a cui ha risposto in maniera estremamente efficace, fornendoci proprio un'idea precisa del lavoro che sostiene, la fatica anche, cioè dietro a quelle meravigliose realizzazioni che degustiamo o che ammiriamo sulle tavole, insomma, c'è un lavoro anche proprio di studio e di creatività non indifferente. Massimo, qual è il suo piatto preferito? Parliamo dal punto di vista delle sue creazioni. Beh, diciamo che io sono specializzato sul risotto, che è una cosa molto difficile anche all'apparenza semplice. No. Ho avuto le mie esperienze, come Veneto ho fatto un po' fatica, devo dirle, perché ho fatto un anno in Lombardia e là la cultura del riso è totalmente diversa rispetto a noi veneti. E difatti faccio ancora difficoltà perché diciamo un anno che ho trascorso a Villa San Carlo Borromeo e sono restato un po' con la mentalità della cottura del riso, dove lì comunque hanno una cottura inferiore rispetto a noi. Addirittura. Sì. Per noi diciamo è un po' più lungo, no? Sì. Un po' più lungo la cottura del riso, invece là, come in Piemonte, c'è proprio la cultura del riso che deve essere abbastanza croccante. Sì, infatti, nord-ovest e nord-est Sì. già si differenziano, pur insomma non essendo dall'altra parte del mondo. Sì. Per cui... E invece come consumatore cos'è che le piace? Beh, diciamo comunque io resto nella mia tipicità, dalle tipiche moecche, si può dire, sì, in dialetto. Scherziamo. Le cicale comunque a comunque tutti i piatti della nostra tradizione. E che tradizione, mamma mia. Sì, non indifferente. Poi al lavoro mi diverto perché là allora spostiamo la nostra tradizione reale e la mettiamo su una base molto più tecnica, dove comunque c'è la tecnologia che ci aiuta con determinati macchinari, una tecnica poi di studio a monte, e là si elabora comunque il colore, il sapore, e con cottura veloce poi devo dirle che non ci sono, il tipo di cucina mia è veramente semplice perché non aggiungo niente, uso solo 3 ingredienti e li trasformo. Non si possono dire quali sono questi ingredienti? No, ma in base all'acido, l'amaro, il dolce, poi sta là, è tutto là al gioco poi Ho capito. la trasformazione. Abbiamo queste tecniche comunque moderne dove ci sono essiccazioni, ci sono un po' di macchinari che ci aiutano sul colore, sulle clorofille, queste cose qua, cottura è molto veloce. La mia filosofia al di là del riso è il benessere. Sì. È proprio il saper mangiare, limitare, non eliminare, il limitare comunque i grassi aggiunti, la panna, il burro. In cucina ci vuole sempre tutto, però io cerco sempre di sostituire queste cose con magari l'olio d'oliva, che fa molto, molto più bene al nostro corpo. Però ovviamente non si può eliminare del tutto perché prendiamo caso alla pasticceria, la pasticceria sono proprio dosi, devono essere quelle. No. Però diciamo cerco di mantenere un tipo di cucina molto semplice, colorata, moderna, ma soprattutto light, dove ci sono veramente i 3 ingredienti e sono ben distinti l'uno dall'altro. Senta, se non abbiamo letto male, ecco, lo ha appena citato lei, è proprio la cura, non solo nella preparazione del piatto, ma anche per esempio l'accostamento dei colori. Sì, per me è fondamentale. Tanti miei amici mi dicono, siccome ho la mania di mettere le foto tutte le mattine di Venezia, no? Per far conoscere la mia città, Giusto. Anche chi magari abita un po' distante o al sud comunque. Tanti dicono se prendo ispirazione da questi tramonti, da queste albe o comunque una città d'arte, sicuramente sì, perché i colori per noi o come un quadro in maniera un po' confusa portano delle idee. Portano a un elemento, a un ingrediente che poi viene trasformato. E sicuramente l'ispirazione per noi chef o noi cuochi è qualsiasi cosa, può essere un colore, può essere un vestito, può essere un ricordo, una caramella, l'odore di un fiore,
Per noi questa è l'ispirazione. Tante volte anche la notte è un incubo, Sì. devo dirla, perché tanti piatti miei sono nati nel sogno, e ricordarsi il giorno dopo cos'era il piatto è un po' difficile, difatti si scrivono 2 righe e poi... Però le dico, noi siamo sempre in continuo sviluppo anche di notte, perché comunque c'è l'esperienza, ripeto, sempre di base. Si pensa sempre, insomma. Sì, perché comunque è un profumo, un odore, un agrume, poi resta magari durante la giornata, resta quella sensazione, e da là nasce il piatto, perché poi c'è la bravura di metterlo comunque accostato a un pesce, che può essere un agrume, e la semplicità poi per me è questa. Lei preferisce lavorare con uomini o con donne, o non fa differenza? Ma devo dirle che... Per l'esperienza che ha avuto. Io sono stato uno dei primi come albergo, quando lavoravo, anche per dirle, non so, l'Europa Regina, gruppo Starwood, sono stato uno dei primi promotori a avere 7 donne in cucina, una cosa impensabile, ovviamente ragazzine. Sì, sì. Con le ragazzine mi sono trovato molto bene, però hanno un po' di, diciamo, non limiti fisici, perché poi le ragazzine sono molto più severe degli uomini, devo dirle, e tra di loro poi sono tremende. Non ne parliamo. Gli uomini magari litigano, sì, però poi finisce là, le donne invece hanno molto rancore. Non solo in cucina. E non hanno molta costanza più degli uomini, sono molto caparbi. Io mi sono trovato veramente bene con le donne, peccato che ce ne siano così poche, perché poi c'è una fisiologia un po' diversa negli anni, ecco, si parla sempre negli anni, perché per me io farei tutto donne, lavorerei solo con donne. Però appunto dalla sua esperienza, da quello che ci sta raccontando, appunto è una prova anche fisica non indifferente, cioè una prova mentale, ma è una prova che richiede anche proprio... no, sa, glielo diciamo perché recentemente abbiamo seguito un master a un'Accademia della Cucina qui in Veneto, dove c'era un certo numero di allievi frequentanti, però la maggior parte erano maschi, insomma. Certo. Le donne dicono portano lo spirito, la sensibilità, l'intuito femminile, però appunto c'è questo inconveniente. Le donne hanno, le ripeto, molta più costanza degli uomini e anche molta più precisione. Ecco. Questa è una caratteristica che è ho visto importante, molto importante, soprattutto perché nei nostri standard non si può sbagliare neanche una virgola, perché lo standard è fatto per questo. E, le donne però purtroppo hanno una necessità di vita, ma sì, che porta via veramente, le ripeto come prima, deve essere... Quando diventeranno mamme, sono delle mamme, delle mogli, devono accudire i figli. Questo è l'unico handicap che frena un po', c'è un limite, ecco, su questo. Se no si dovrebbero portare tutta la famiglia in cucina. Però le dico, quelle poche donne che sono arrivate ai massimi livelli, sono veramente felice che ce l'hanno fatta a diventare, comunque, posso ricordare... svariate donne che sono anche amiche poi, per dirle il premio dell'anno scorso come donna è andata a Nadia Santin, del Pescatore, per dirle un nome a caso, cioè un colosso comunque della cucina italiana. Peccato che ce ne siano veramente così poche, però gli uomini hanno sempre comunque la costanza, perché è un lavoro fisico, ricordiamoci, sono 14, 15, 16, 18 ore al giorno, a volte un po' meno, con un giorno di riposo, dunque per una mamma è un po' faticoso, soprattutto sì. se deve crescere dei figli, accudire un marito e tutte queste cose qua. Non c'è proprio tempo. È solo quella la diversità, ma non, io anzi posso spezzare una lancia, secondo me preferirei avere tutto donne rispetto a uomini. Addirittura. Per me sì. Perché insomma dal punto di vista dell'approccio e dello sviluppo di questo lavoro le piace di più, insomma il femminile, beh insomma legittimo. Ma c'è un modello a cui lei si è ispirato, c'è un grande chef? Ma diciamo comunque ho avuto... un maestro? Ecco. Beh, il maestro diciamo, noi ne abbiamo più di uno.
perché fin da piccoli qualsiasi esperienza che facciamo prendiamo sempre spunto da qualcuno e facciamo nostro, magari anche con dei sbagli, però poi creiamo la nostra personalità. Io non ho un maestro che ha avuto, cioè io ne ho avuti tanti maestri che mi hanno insegnato tecnica, mi hanno insegnato il mio percorso. Poi io sono un maestro di me stesso, però comunque nomi ce ne sono. Ho avuto l'onore pochi giorni fa di conoscere proprio il maestro della cucina italiana Marchesi. Ah beh, Dunque, Gualtiero Marchesi, lui sì è il maestro. Purtroppo non ho avuto l'onore di lavorare con lui, però diciamo, io ho avuto i miei maestri e che mi hanno insegnato molto su tecnica, però c'era anche, quando io sono nato c'era una cucina molto classica. Ho vissuto un po' di cucina perché, ripeto, ha avuto un'evoluzione. L'evoluzione di adesso non c'era ai tempi miei, era una cucina molto classica, però si guarda un po' in giro, ma le ripeto, non per copiare nessuno, perché ogni persona è una persona a sé. E la cosa bella, le ripeto, del nostro lavoro è che io posso insegnare qualcosa a qualcuno di famoso, molto più famoso di me perché io alla fine non sono nessuno, o il contrario. Sì, chiaro. Perché è proprio uno scambio di esperienze, uno scambio di modi di vedere. E, le ripeto, la passione è questa. I maestri, secondo me, le ripeto, uno ce n'è stato, forse due a livello francese, in Italia uno. Adesso ci sono dei gran maestri molto nominati, molto blasonati, bravissimi. Cioè... Ma sa, ci veniva da suggerirle, forse un maestro quotidiano per lei è anche il cliente, cioè quello che assaggia il suo piatto. Per me sì. Come le dicevo prima, è la prima persona più importante per noi, perché comunque il cliente ha delle esigenze per i nostri standard molto elevati, perché, ripeto, siamo un 5 Stelle lusso, dunque i prezzi sono molto elevati e non si può permettere di sbagliare, e il cliente è quello che ci dà sempre la spinta a far comunque del nostro meglio, ci dà anche dei giudizi. È logico che se un cliente francese, americano, inglese viene da noi deve avere un'esperienza unica, unica nel suo genere, come il nostro albergo, perché Centurion Palace poi, se vediamo a livello di design, per la città di Venezia è unico, perché è in stile contemporaneo e è veramente bellissimo. E è uno standard, è uno standard e deve lasciare proprio l'esperienza, deve lasciare un ricordo per la città di Venezia diverso. Questo io ci tengo molto a far percepire al nostro cliente questa esperienza unica che viene data a lui e basta. Massimo, senta, è stato molto piacevole ascoltare la sua esperienza. In questi pochi minuti che ci rimangono, però, una domanda è quasi d'obbligo. Lei come vede adesso questa spettacolarizzazione del suo mestiere? Per esempio questi talent show in cui le persone si mettono alla prova, in cui magari vengono anche umiliate perché non sono state all'altezza. A noi sembra che il messaggio non sia così positivo anche nei confronti di chi vorrebbe avvicinarsi a questo mestiere. Lei cosa ne pensa? Ma sa, dipende dal modo di vedere le cose. Le ripeto, gli standard sono la precisione. La precisione, magari tante cose vengono un po' aumentate per quello che è lo show, però comunque in cucina c'è un rigore molto ben preciso, perché non si può sbagliare minimamente, ripeto. Poi chi si avvicina al mondo della cucina capisce, in base alla passione, in base a, come diceva lei prima, di maestri o comunque di chef molto blasonati,
dove hanno una tecnica, c'è un'esperienza, c'è un sapere, e questa non è una cosa da poco. Cioè io penso che i talent aiutano qualcuno, però poi se mettiamo nella nostra realtà giornaliera è tutta un'altra storia. Va benissimo che, perché comunque la categoria nostra, come le dicevo, è molto dura, che magari venga riconosciuta a livello mediatico, a livello, sì, perché comunque non che gli altri mestieri non portano passione, però i talent sono una cosa, la cucina è un'altra. Sì, ci crediamo proprio di sì. Però di base la severità dell'esecuzione di un piatto fa parte da generazioni di chef molto più blasonati, ripeto, io non sono nessuno, molto più famosi di me. Massimo, siccome lei giustamente ha spiegato anche l'aspetto, chiamiamolo sensoriale o sensitivo, sì, del suo mestiere, che esperienza ne trarrà per esempio da questa nostra conversazione? Non so, le potrebbe venire un'ispirazione da questa esperienza per un piatto che magari, non so, cucinerà stasera, domani sera, magari lei dirà non ho nessuna ispirazione. No, vede, posso smentirla perché questo blu ricorda qualcosa. Ah. O tipo blu-viola, no? Sì. Potrebbe essere una patata viola. Una patata viola, addirittura. Vede, che semplice che è la cosa. Magari disidratata, fatta a polvere o se no fatte in altre maniere. Ah, addirittura. Così partono le idee. Partono le idee, dopo questa patata in che contesto si inserisce? Ma poi può essere una chips croccante, adesso le dico il viola o il blu, sì, perché comunque è quello che percepisco, però potrebbe essere semplicemente o una decorazione sul piatto finito o comunque proprio un abbinamento che può essere legato alla stagionalità, perché ricordiamo comunque che una patata viola può essere legata a un pesce di laguna o comunque un pesce pescato de mare con un abbinamento di frutta, come può essere tipo un ananas qualcosa, o del ribas qualcosa del genere, magari con una spezia che poi Venezia è legata molto al discorso delle spezie, sì, un po' magari dell'ananas aromatizzato al cumino, per dirle così due cose molto in scioltezza, ecco. Abbiamo già creato un piatto 7 gold, abbiamo già creato, no? Beh, insomma, magari è da far degustare, no, per carità, senza nessun intento promozionale, ci mancherebbe. Siamo gli ultimi noi che potremmo insegnare qualcosa a Massimo Livan. Bene Massimo, è stata veramente un'esperienza piacevole perché sa, voi in fondo siete professionisti che rimangono sempre dietro le quinte, sì, o c'è stato qualche cliente che ha voluto conoscere il cuoco e che l'ha chiamata alla ribalta, non so, era nel ristorante che stava mangiando, è rimasto così colpito, se l'è successo e ha voluto conoscerla, è capitato? Capita spesso, adesso più di prima. Ah. Adesso a livello mediatico poi diventa proprio un rito conoscere lo chef, fare la foto, queste cose qua, però poi alla fine si parla tecnicamente, alla fine fa piacere, ripeto, l'esperienza unica che noi possiamo dare, questa è la soddisfazione mia, perché si tocca con mano, al di là del conoscere lo chef o comunque il maître o chi sia per esso, vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa su quel piccolo soggiorno del nostro cliente. E per noi questo è molto molto importante, cioè è la nostra filosofia di vita per quello che riguarda Venezia, e comunque ci teniamo molto che la nostra città venga sempre più ricordata, non solo perché è una città d'arte, ma anche per il soggiorno, comunque per la tipicità enogastronomica. Sì, che poi si può tradurre magari con una parola, accoglienza, insomma, che è molto importante. Bene, noi siamo lieti di aver avuto ospite, piacevolissimo ospite, Massimo Livan. Lo ricordiamo che si è aggiudicato il premio Perla a Milano in un ambito molto importante come i Salotti del Gusto, uno chef ormai di ventennale esperienza nonostante la giovanissima età che ne dica il nostro ospite, e per questo gli auguriamo buon lavoro, buoni piatti e grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.
Grazie a Massimo Livan, grazie a voi che ci avete seguito, magari vi è venuta anche l'acquolina in bocca, è un po' prestino, ma insomma ci prepariamo per il seguito della giornata che, lo ricordiamo, avrà gli appuntamenti in diretta dei nostri notiziari TG7 a partire dalle 12:40. Domani torna a 7 in punto con Antonella Prigioni e i suoi ospiti. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.